Sindaco, ecco, lei ha scritto una lettera anche al Presidente del Consiglio Conte, al prefetto, insomma a tutte le autorità. Cosa sta succedendo a Grotte? Quindi la prima cosa che lamento fino adesso è stata l'incapacità di strutturare un pacchetto di norme, quindi di strutturare delle soluzioni definitive per risolvere il problema. Tra l'altro stamattina mi pare che siano arrivati altri 4 barconi. Grotte è stato sempre il paese dell'accoglienza, abbiamo accolto tutti, abbiamo accolto i vivi, abbiamo accolto anche i morti del mare nel nostro cimitero. Il problema è diverso, ci deve essere un approccio condiviso, ci deve essere un metodo e soprattutto bisogna rispettare da un lato i diritti dei cittadini grottesi, di tutti i siciliani che hanno appunto il diritto della sicurezza e della salute, ma bisogna anche rispettare il diritto dei migranti. Quello che io sto contestando è il fatto che la struttura, a mio avviso, non è idonea ad ospitare 52 migranti, quindi il problema è diverso, direttore. Il problema sta in questi termini, si tratta di un appartamento, non si trova fuori il centro abitato, ma si trova in una strada alla circonvallazione con dei supermercati vicini, con altre case abitate, con diversi esercizi commerciali. Si tratta di una struttura che a mio avviso non possiede le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie per poter ospitare 52 persone in condizioni di isolamento. Prova ne sia che sono messi in delle stanze, ci sono dei letti a castello, ci sono 3, 4, 5 persone, io ho visto anche dei materassi a terra, c'è del materiale accatastato, non funziona l'ascensore. Si tratta di una struttura che fino a ieri di fatto era un magazzino e che nel giro di 2 giorni diventa una struttura che deve accogliere esseri umani. Quindi io tengo a sottolineare, il problema non è l'accoglienza, il problema non è che Grotte si rifiuta di ricevere migranti, Grotte li ha sempre ricevuti, li ha accolti e li ha pure integrati, ma non è concepibile che in un momento in cui la cittadinanza, nel caso specifico la cittadinanza grottese, soffre sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista economico, il problema è difficilissimo, credo che non sia opportuno utilizzare una struttura che non ha le caratteristiche, e questo è oggettivo. Questa struttura non ha le caratteristiche, ripeto, una struttura in pieno centro abitato, è un casermone, è un appartamento chiuso da diversi anni, peraltro in passato è stato utilizzato come struttura di accoglienza, ma ha avuto diverse problematiche. Una struttura, cioè un appartamento che in un giorno diventa struttura di accoglienza. Questo non è dignitoso, principalmente per i migranti che dobbiamo accogliere, perché se li dobbiamo accogliere bene. E quindi Anche perché Sindaco Grotte fino ad ora non ha avuto nessun caso Covid-19, per cui chiaramente lei pone al centro la sicurezza verso i suoi concittadini innanzitutto. Credo che sia questo anche, diciamo, un aspetto importante, no? Assolutamente sì, anche questo è un aspetto importantissimo. I grottesi fino adesso si sono comportati molto bene, lei pensi, ieri abbiamo aperto il cimitero e forse siamo stato uno dei pochissimi, se non l'unico comune della provincia a non utilizzare la turnazione e i grottesi sono comportati benissimo. Abbiamo aperto il mercato nel rispetto della legge, utilizza per i generi alimentari e i prodotti agricoli con un servizio d'ordine impeccabile, ma grazie ai grottesi non ci sono stati assembramenti, è andato tutto bene. Chiaro, adesso non bisogna abbassare la guardia perché c'è stato un messaggio di questa fase 2 che probabilmente viene interpretato male non solo a Grotte ma in tutti i paesi, e quindi dobbiamo ricondurre i cittadini a comprendere che ancora la situazione è molto complicata, e proprio perché la situazione è molto complicata io ritengo che quando si debba affrontare un problema così delicato come quello dei programmi dei migranti deve essere affrontato con i programmi. E ancora una volta rimprovero il governo, rimprovero la deputazione nazionale non di non occuparsi di questa vicenda, non di occuparsi di questo caso. Il problema non è il caso di Grotte, il problema è strutturale, così il problema non sarà mai risolto. Quindi devono avere la capacità di trovare delle soluzioni nel rispetto del diritto e soprattutto della giustizia e dei diritti umani.